Presidente, ci siamo, iniziano i saldi estivi, questa volta di giovedì anziché di sabato come l'anno scorso. Ci dica tutto. Allora, sì, dopodomani iniziano i saldi estivi, per la stagione estiva 2023. È stata spostata la data, leggermente diciamo scivolata in avanti, questo perché si temeva che il Ah, quindi primo non più 6 luglio, ma 7 luglio no, l'inizio. 6 luglio scusi, ma dicevo spostata rispetto al 2022 perché si voleva evitare diciamo il primo di luglio che magari giorno di partenza o comunque di Sì, poi troppo spostamento. presto forse, Ecco, ecco. anche quello perché le condizioni climatiche sono quelle che sono, ci influenzano molto e quindi l'estate diciamo che sta partendo un pochino in ritardo e quindi è giusto anche così. Sono saldi che si collocano potrei dire, in una congiuntura un pochino particolare, nel senso che noi ci troviamo nel bel mezzo di due fasi. Una fase, io dico, di ripresa economica, addirittura quasi una ripresa robusta se guardiamo per l'Italia rispetto a quella europea, e dall'altro lato però c'è una fase fortemente influenzata dall'inflazione, dall'alta inflazione che è ancora alta, fatica a scendere. Abbiamo avuto un andamento altalenante, visto che a luglio era anche risalita all'8%, quindi creando incertezza e inquietudine. Quindi noi dobbiamo resistere all'inflazione, che noi sappiamo dal sondaggio fatto dal Confcommercio e Unioncamere Veneto, quindi una fotografia proprio del territorio nostro, ci dà un impatto dell'inflazione, del costo della vita, quindi della relativa erosione del potere d'acquisto, che impatta appunto con un 87,7% su Treviso e su Venezia, addirittura oltre il 90% Belluno e Verona. Quindi sono dati abbastanza significativi. Certo, dicevo, due fasi che dobbiamo capire quali delle due prevarranno, l'una armata contro l'altra, può darsi anche che si annulleranno. Noi concretamente cerchiamo di stare sempre sul dato da questa stima, da questo sondaggio, che ci dà un risultato migliorativo del comparto moda di un 11%, anche Confindustria lo stima sull'11%. Io con un atteggiamento un momentino più cauto, più prudente e sì, anche più razionale, dico un 10%, ecco.